È una storia di tangenti vecchia maniera, di amministratori pubblici accusati di essersi dati un grande affare per aiutare imprenditori compiacenti nei loro progetti immobiliari, promettendo nuove destinazioni d'uso e veloci permessi di costruzione in cambio di denaro. Ma è anche la storia di un cittadino onesto, un architetto che ha detto no, denunciando tutto ai carabinieri e dando così il via a un'inchiesta che è durata 3 anni e che è deflagrata ieri con l'arresto di 6 persone, gli ex sindaci di Santa Maria di Sala, oggi rispettivamente presidente del Consiglio Comunale e consigliere comunale del comune nel Veneziano, entrambi sostenuti alle ultime elezioni dalla lista Coraggio Italia, il partito del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Ai domiciliari anche gli imprenditori padovani nel settore delle costruzioni Cazzaro e Camporese, oltre al direttore dell'ufficio tecnico del comune e un architetto. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto. Oggi è martedì 24 gennaio 2023, la prima notizia del giorno è su tutti i quotidiani locali di oggi e riguarda una storia di mazzette, un caso di tangenti, appunto, di corruzione a Santa Maria di Sala in provincia di Venezia. Ieri 6 provvedimenti di custodia cautelare tra Venezia e Padova, fondamentali le intercettazioni per individuare e smascherare quella che viene già chiamata la banda del 10%. E allora leggiamo i titoli sui quotidiani di oggi. Partiamo dalla Nuova Venezia: corruzione a Santa Maria di Sala, 6 ai domiciliari, tangenti, terreni e mascherine, arrestati politici e imprenditori. Nei guai i 2 ex sindaci Fragomeni e Zamengo, con ruoli in Coraggio Italia. E vedremo poi quali sono le dichiarazioni, i commenti di Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia e appunto capo politico del partito della lista dei Fucsia Coraggio Italia. Per fare la RSA nelle aree agricole si pagava una mazzetta del 15%, così scrive ancora la Nuova Venezia. E poi le reazioni: il procuratore Cherchi di Venezia dice le intercettazioni sono state fondamentali per l'inchiesta. Passiamo al Gazzettino: tangenti, la banda del 10%, mazzette per agevolare pratiche e operazioni edilizie, 6 arresti. Ai domiciliari 2 ex sindaci di Santa Maria di Sala, misure cautelari anche per il costruttore Cazzaro e il manager Camporese. E c'è un filone veneziano delle mascherine. Qui sulla prima pagina del Gazzettino leggiamo anche che Brugnaro ha subito cacciato il suo colonnello, così viene definito tra virgolette. Si tratta di Fragomeni, ex sindaco di Santa Maria di Sala e soprattutto coordinatore di Coraggio Italia nel Veneziano, coordinatore fino a ieri, quando appunto è stato cacciato dal partito da Luigi Brugnaro, così leggiamo. Poi ancora le intercettazioni: il Delta Nero, 100.000 euro e la terra si fa più interessante. Corriere del Veneto: ex sindaci e impresari agli arresti, mazzette, sotto accusa il coordinatore di Coraggio Italia Fragomeni e il costruttore Cazzaro. L'inchiesta: 6 provvedimenti di custodia cautelare tra Venezia e Padova, operazioni irregolari su terreni e mascherine. Le carte dell'inchiesta: la squadra al telefono diceva a noi 100.000 euro in nero oppure l'area resta ad uso agricolo. Insomma, prendevano mazzette pari al 10-15% del valore dell'affare. C'è anche un filone sulle mascherine ed è indagato anche il direttore generale di Veritas, l'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti a Venezia, sospettato di abuso d'ufficio per aver acconsentito nel pieno dell'emergenza pandemica all'acquisto di una partita di mascherine fornite dall'azienda della quale era socio l'ex sindaco di Santa Maria di Sala. Insomma, una vicenda davvero ingarbugliata e complessa, ma anche sicuramente preoccupante. Leggiamo nelle pagine interne del Corriere del Veneto
alcuni stralci delle intercettazioni, il bando si fa su misura, noi 100.000 euro in nero oppure l'area resta agricola, a chi vendiamo le mascherine lascia stare il comune, prima le vendiamo a 2,5 euro e il comune si arrangia, noi altri non dobbiamo andare in comune, dobbiamo andare sulle aziende. Va bene, insomma, queste alcune delle tangenti, ma ce ne sono altre, delle intercettazioni, ma ce ne sono altre pubblicate appunto nei quotidiani di oggi. Ci sono anche i profili degli arrestati, quindi abbiamo appunto Nicola Fragomeni, l'ex sindaco di Santa Maria di Sala, è coordinatore di Coraggio Italia nel Veneziano, appunto lo era fino a ieri quando è stato espulso. Ugo Zamengo, già sindaco di Santa Maria di Sala, poi consigliere comunale, municipio per 20 anni, nato a Noale nel 57, è un ingegnere. Poi abbiamo Mauro Cazzaro, titolare della Cazzaro Costruzioni di Trebaseleghe, impresa da 40 milioni di fatturato, è stato presidente di Ance Padova. Battista Camporese, direttore generale della casa di cura Villa Maria di Padova, estranea all'inchiesta, ha ricoperto ruoli di rilievo in diverse strutture sanitarie, fra cui l'OIC. E poi ancora Carlo Pagliaro, geometra, si è diplomato nell'81 all'Istituto Barbarigo di Padova, è il dirigente del settore tecnico del comune di Santa Maria di Sala. Questi i profili dei 6 arrestati nell'operazione Black Delta, tratteggiati così sulle pagine del Gazzettino. 3 gli anni dell'inchiesta scattata in ottobre 2019 con la denuncia di un imprenditore, 17 gli indagati dalla procura di Venezia, tra cui anche familiari dell'ex sindaco Nicola Fragomeni, 60.000 euro l'incasso dalla vendita di mascherine anti-Covid, il secondo filone dell'inchiesta. Primo filone invece riguarda le richieste per la realizzazione di una casa di riposo, il 10-15% di mazzette per accelerare le pratiche. Allora, dagli oneri aggiuntivi alla richiesta esplicita di vendere l'appezzamento con il bonus, insomma tante cose appunto emerse dalle intercettazioni. Il procuratore della Repubblica Bruno Cherchi ricorda che tutto è partito dalla denuncia di un cittadino, appunto è fondamentale è stato l'uso delle intercettazioni. E cosa dicono allora i politici di questa regione? In primo luogo, cosa dice Luigi Brugnaro, presidente di Coraggio Italia, che appunto si vede indagati il coordinatore, anzi arrestati il coordinatore provinciale a Venezia e comunque un consigliere comunale a Santa Maria di Sala. Abbiamo le dichiarazioni sulla Nuova Venezia di Brugnaro, che dice: si definisce letteralmente basito, così dice di sentirsi il sindaco di Venezia, fondatore di Coraggio Italia, Luigi Brugnaro, che ieri nel commentare i 6 arresti per le tangenti alla corruzione a Santa Maria di Sala ha deciso di firmare una nota vestendo i panni dell'amministratore, di sindaco della città metropolitana di Venezia e non quelli di capo politico del movimento Coraggio Italia. Ecco il testo completo. Allora, la notizia delle ordinanze cautelari emesse alla procura di Venezia per reati contro la pubblica amministrazione mi ha lasciato letteralmente basito. Ho piena fiducia nella magistratura che saprà accertare la verità. Insomma, fiducia nei magistrati per il sindaco di Venezia. Vedremo nei prossimi giorni come evolverà la vicenda, che sicuramente appunto vedendo coinvolti degli esponenti politici, in particolare degli esponenti politici di Coraggio Italia, sicuramente, ne siamo certi, susciterà ulteriori riflessioni. E già, per esempio, la Nuova Venezia scrive un'altra batosta per il movimento di Brugnaro dopo il voto alle polemiche, dopo il voto alle politiche, un risultato deludente, e i vari cambi di casacca. E c'è anche la dichiarazione del presidente della regione Luca Zaia, che di fronte a questa vicenda dice: non è certo un bel segnale, ma piena fiducia nella magistratura. Così Luca Zaia ieri mattina, appena diffusa la notizia dei 6 arresti legati appunto all'inchiesta che ruota attorno al comune di Santa Maria di Sala, mette le mani avanti. Zaia dice: non conosco approfonditamente la vicenda, così si scusa con i giornalisti a margine dell'inaugurazione di una rotatoria a Codogné nel Trevigiano. Come sempre dico, piena fiducia nella magistratura, si indaghi, si faccia chiarezza, i processi si fanno nei tribunali, staremo a vedere che evoluzione ci sarà. Certo che non si tratta di un bel segnale,
Questo è poco ma sicuro. E poi cosa dice sulle intercettazioni? Zaia: sono uno strumento di indagine, debbono essere assolutamente autorizzate. Il problema è che è l'uso che si fa di esse, il problema è che le tue telefonate personali vorresti non vederle sui giornali e pensare che siano solo un elemento di indagine utile al magistrato per eventualmente arrivare a scovare degli illeciti. Quindi sia le intercettazioni, ma sicuramente è da rivedere la modalità di diffusione, oltre al fatto che qualcuno possa arrivare ad avere i testi. Il presidente della regione guarda poi il lato positivo: abbiamo una magistratura che è sul pezzo, che indaga e quando c'è qualcosa di illegale lo segnala. Insomma, comunque interessante anche questa dichiarazione di Zaia sulle interrogazioni, sulle intercettazioni, ricordando anche che di recente, proprio all'inizio dell'anno, Zaia è stato protagonista di uno scoop giornalistico della trasmissione Report su Rai 3, proprio grazie a una intercettazione nella quale dialogava con Rigoli, l'ex capo delle microbiologie della sanità veneta. E a proposito di sanità, ora noi voltiamo pagina, passiamo alla seconda notizia di oggi. Si tratta di un dossier allegato ai quotidiani del gruppo Gedi, oggi in edicola. È la rubrica Nord-Est Economia. Oggi si parla della grande corsa della sanità privata, tante imprese ma frammentate, i big si muovono e fanno shopping. Questo il quadro, un settore, scrive Maurizio Caiaffa, la sanità privata, in cui il Nord-Est, pur esprimendo punte di eccellenza, è però spesso terra di conquista di gruppi imprenditoriali provenienti da altre aree d'Italia, quando non dall'estero. Eppure questo comparto così particolare e così delicato, perché ha a che fare con la qualità della vita e anche con la sofferenza delle persone, in Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige ha una presenza ramificata. Nord-Est risulta concentrato in 729 società che producono ricavi per 1,68 miliardi di euro. La gran parte di queste società è però di piccole dimensioni, sottolinea Caiaffa, e poi prosegue nella sua analisi, nel suo approfondimento, che riguarda appunto i numeri del business della salute, che vale complessivamente 19 miliardi di ricavi, 1,7 soltanto a Nord-Est. Ci sono le parole degli imprenditori della salute, Guarnieri di AIOP, associazione appunto della sanità privata, che parla di un affare sì, che però è etico, dice no alle speculazioni. Poi abbiamo la tendenza di acquisizioni a raffiche, bersagli sarebbero Veneto e Friuli Venezia Giulia, bersaglio appunto di realtà più strutturate provenienti da fuori regione o addirittura da fuori paese. Ci sono dichiarazioni di Cartabellotta della fondazione Gimbe, che sottolinea come i fondi del PNRR siano briciole rispetto ai bisogni, e ancora la questione dell'università, l'imbuto formativo all'origine della sete di medici e infermieri. E poi uno sguardo al lavoro: le professioni sanitarie hanno paghe insufficienti ed è per questo che il personale sta scappando dalla sanità pubblica, andando anche verso la sanità privata, oppure fuori regione, fuori paese, all'estero. Insomma, questo per quanto riguarda il business della sanità privata nella nostra regione e appunto in tutto il Nord-Est. Voltiamo pagina. Sul Gazzettino di oggi un dato, una ricerca che riguarda la demografia, la tendenza demografica, l'allarme lanciato dalla Fondazione Leone Moressa ieri a Treviso riguarda l'andamento delle nascite in Veneto. E allora leggiamo il titolo del Gazzettino: il Veneto non fa figli, nel 2050 un pensionato per ogni lavoratore. Negli ultimi 14 anni le nuove nascite sono calate del 35%, passando da 50.000 a 30.000. Questi sono i dati della Fondazione Moressa. Il welfare non sarà più sostenibile. Rovigo detiene il record negativo, e ci sono i grafici che appunto dimostrano l'andamento delle nascite in Veneto nei primi 10 mesi dell'anno, un confronto tra il 2021 e il 2022. C'è un calo appunto anche negli ultimi anni, ma se si fa il confronto con il 2008
la tendenza è evidente e il calo è impressionante. L'ultima notizia di oggi è una notizia flash, riguarda il crollo della maxi stella di Natale all'Arena di Verona, danneggiata appunto l'arena, che sarà chiusa per una settimana e addirittura sarà sequestrata. L'incidente nella fase di smontaggio appunto della maxi stella di Natale, si è staccata la base che poggiava all'interno, lesionati alcuni gradini della struttura, l'anfiteatro finisce quindi sotto sequestro. Era alta 70 metri, pesante 78 tonnellate, figura nel Guinness dei primati questa stella, essendo l'archiscultura più grande del mondo. L'operazione prevista per ieri, giorno di chiusura, proprio per evitare rischi, è stata un'icona, la maxi stella di Natale, fotografata da migliaia di turisti, scrive il Gazzettino di oggi. E anche sui quotidiani del gruppo Gedi ci sono le foto appunto della maxi stella di Natale e dell'Arena di Verona danneggiata, i gradoni romani appunto danneggiati dalla caduta della stella. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto, a tutte e tutti voi una buona giornata.